Buonasera a tutti e benvenuti alla conferenza di questa sera. La relatrice di oggi è la professoressa Mirka Zotti del Dipartimento del DISTAV e ci parlerà oggi di collezioni micologiche passato, presente e futuro. La professoressa Zotti è professore ordinario di micologia presso l'Università di Genova e dove dirige anche il laboratorio di micologia del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita e il Centro di Risorse Biologiche. Svolge molta attività didattica, da quello che abbiamo visto, e anche formazione specialistica nel campo, diciamo, sicuramente micologico. Ha un'intensa attività di ricerca che riguarda la micologia applicata, la micologia medica, il biodeterioramento e il bioaccumulo di metalli, tra cui terre rare e contaminanti radioattivi. È coordinatrice di progetti di ricerca sia nazionali che internazionali e ha al suo attivo molte pubblicazioni su riviste internazionali. Oggi ci parlerà, dicevo, di collezioni mitologiche che possono essere costituite da materiale, da esemplari essiccati o da culture vive, ma che sono sicuramente indispensabili per la tassonomia, che è la disciplina che si occupa della classificazione e dell'ordinamento degli elementi di un sistema, ma hanno anche altre, diciamo, importanti motivazioni. Supportano infatti studi di biodiversità, ecologia, biotecnologia e di medicina e sono centrali per l'ambiente, per la conservazione della diversità fungina e il monitoraggio dei cambiamenti climatici. Lascio la parola alla professoressa Zotti. Prego. È verde, Sì, mi verde. sentite? Perché mi scuso, ma ho una voce veramente oggi terribile. Perfetto. Grazie mille. Beh, intanto io ringrazio tutti per l'invito, mi fa molto piacere essere in questo contesto e mi fa sempre molto piacere quando mi si invita a parlare sui funghi. Perché effettivamente la micologia, come dico sempre, è un po' una scienza, non dico dimenticata assolutamente, in questo momento è molto, anzi è molto di moda, molto ricercata, abbiamo molti studenti, però effettivamente la micologia, soprattutto nell'ordinamento degli studi italiana, è sempre un po' rimasta all'interno della botanica e non riesce a vivere come disciplina a sé stante. Noi oggi sappiamo che abbiamo le piante, gli animali e dovremo avere i funghi ai quali dovremmo dare la stessa importanza, soprattutto nei nostri corsi di studio, che diamo a queste altre discipline. Oggi ho voluto specificatamente parlare qui di collezioni micologiche anche per portare, così far conoscere quella che è la realtà genovese, quello che siamo riusciti a costruire in questi anni e soprattutto che cosa vuol dire poter disporre di una vera collezione micologica. Però per parlare di collezioni micologiche è giusto parlarne dal passato al presente e al futuro e cercherò di illustrarvi brevemente che cosa è successo da allora ai giorni nostri. Comincio però a destro? Però adesso sì, grazie. Quindi quando si parlava in passato di collezioni micologiche si intendeva e si intende ancora oggi un archivio scientifico dove ritroviamo degli esemplari di funghi che sono stati raccolti, sono stati catalogati, nominati e soprattutto essiccati. Quindi diciamo un po' che gli essiccata delle piante corrispondono a quello che noi, l'erbarium, a quello che se si parla di funghi chiamiamo fungarium. Oggi però è completamente cambiata l'idea di collezione micologica. Oggi noi non parliamo di collezioni micologiche come un tempo, ma è una collezione molto più organizzata, documentata e soprattutto è una collezione che prevede di mantenere degli organismi che siano viventi, quindi organismi viventi che vengono conservati per breve termine e a lungo termine e soprattutto oltre alle culture viventi noi raccogliamo anche il materiale genetico riferendoci a questi organismi, quindi sia DNA che RNA e soprattutto il tutto è corredato da un'importante documentazione anche
digitale. Naturalmente mi piace cercare di vedere come siamo arrivati a quella che sono le collezioni micologiche dei giorni nostri e come quindi si è passata dalla raccolta naturalistica a quelle che noi oggi definiamo come risorse biologiche oppure anche biobanche. E quindi propongo una sorta di genealogia delle collezioni biologiche. Vorrei andare chiaramente abbastanza rapida senza soffermarmi troppo, però insomma vedere come siamo passati dall'Ortus pictus all'Ortus vivus all'Ortus siccus fino ad arrivare agli Essiccata e a quello che noi oggi chiamiamo appunto Fungarium. L'origine di tutto è sicuramente negli Hortus pictus. Gli Hortus pictus non erano altro che dei manoscritti, dei volumi nei quali venivano disegnate, rappresentate le forme della natura e soprattutto quindi anche le piante. Sicuramente tra uno degli Hortus pictus più importanti è quello di Discoride. Discoride era un medico greco al servizio dei Romani, è stato il medico anche di Nerone nel primo secolo d.C. e lui scrive questa De Materia Medica dove raccoglie molte piante descrivendole soprattutto per quello che era l'uso di allora, che vedeva un po' nella ricerca botanica l'interesse soprattutto un interesse di tipo applicativo. Le piante si cercavano e si trovavano semplicemente perché si voleva avere un qualche cosa che potesse aiutarci nei nostri problemi soprattutto di salute, e quindi le piante non venivano tanto segnalate nella ricerca di quella che è la biodiversità, cosa che succederà poi nei secoli successivi, ma era proprio esclusivamente per avere una sorta di manuale per poter ritrovare le piante che potevano servire nella medicina di allora. La cosa interessante è che Discoride comincia anche egli a parlare di funghi, ma il parlare di funghi di Discoride non è tanto relativo a determinate specie, ma semplicemente lui presenta quelli che sono i rimedi che si possono cercare di mettere in atto dopo un avvelenamento, e quindi questo è una delle prime testimonianze, le ritroviamo anche prima, ma insomma in Discoride viene confermato che la tradizione dell'utilizzo dei funghi come alimento fosse una tradizione che viene veramente da lontano, e soprattutto Discoride dà una sorta di ricetta dove consiglia di raccogliere sterco di pollo, aggiungere santoreggia, e questo deve essere quello che viene somministrato dopo un avvelenamento. Inizialmente si era pensato che questo sterco di pollo fosse un qualche cosa che servisse a indurre il vomito. In realtà poi oggi invece siamo molto più propensi a pensare che avesse una sorta di azione tipo il carbone attivo che ancora oggi si utilizza nei casi di avvelenamento. Gli Hortus pictus teniamo anche conto che sono quelli che venivano comunque indicati nell'antichità come erbari, quindi inizialmente l'erbario era non quello che intendiamo noi oggi, ma un Hortus pictus, cioè un manuale con disegnate, rappresentate piante che, ripeto, venivano soprattutto utilizzate in ambito farmaceutico. Parliamo sempre di Hortus pictus e spingiamoci un pochino più avanti nel tempo, e sicuramente una pianta che dà ben senso di quello che dicevo prima dell'utilizzo in ambito erboristico è la mandragora, che qui è ben rappresentata. La mandragora è una pianta, è una solenacea che soprattutto in passato è sempre stata avvolta un po' da un alone del mistero, perché è una pianta che se da un lato è benefica e dà qualche beneficio, dall'altra può anche essere velenosa, contiene alcaloidi, però aveva questa radice con questa forma antropomorfa, per cui veniva molto considerata, perché erano quelle tradizioni che dicevano che ciò che assomiglia
assomiglia all'uomo è qualcosa che può anche essere utilizzato per l'uomo. Ma per la mandragola qui poi ritroviamo anche negli scritti molte notazioni anche, diciamo così, interessanti, ma allo stesso tempo con molto poco di scientifico. Insomma, si riteneva che strappare la mandragola facesse morire chi compiva questa azione, per cui addirittura ci sono dei trattati dove spiegano come si dovesse mandare i cani a raccogliere questa pianta, in modo che se per caso morissero non era l'uomo che moriva ma era il cane. Sempre nell'Hortus Pictus, quindi saltando però avanti nel tempo, bisogna citare Pier Andrea Mattioli. Pier Andrea Mattioli, siamo nel Cinquecento, a metà del Cinquecento, è colui che riprende l'opera di Discoride, in qualche modo la rende anche più leggibile, la traduce, la rende in volgare, soprattutto la amplia grazie alle sue conoscenze botaniche e micologiche, e il trattato che ne esce è un trattato che verrà utilizzato poi nei secoli successivi fino a tutto il Settecento, inizi dell'Ottocento, come trattato per gli studi di medicina. L'opera di Mattioli ripresa da Discoride rimane un'opera importante per la medicina e rimane comunque sempre un Hortus Pictus, sempre un disegno di piante, sempre in quell'ottica di utilizzare le piante nella farmacia, che era un po' la stessa cosa che succedeva con i monaci, perché bisogna ricordare che i primi a coltivare poi le piante sono stati i monaci, sempre con questo scopo di avere a disposizione, gli erboristi insomma del passato, di avere a disposizione piante per poter curare le persone. Bisogna arrivare a personaggi come Luca Ghini, che era agli Orti Botanici di Pisa e Firenze, lui era professore a Bologna. Luca Ghini è il primo, diciamo, che comincia a pensare di dover avere a disposizione delle piante viventi, e quindi comincia a creare degli orti botanici nell'ottica di poter studiare meglio questi organismi, per poterli raccogliere, per poterli confrontare, per poterli archiviare. Comincia ad essere un utilizzo che non è più solo quello farmaceutico, diciamo, che avevamo visto prima, e nasce quindi l'Hortus Vivus. L'Hortus Vivus, quindi, dove le piante venivano raccolte dopo che però venivano coltivate, venivano studiate in campo, analizzate, si potevano confrontare, e cominciano anche le prime descrizioni di piante con l'idea di quello che è il typus, quindi la pianta descritta per la prima volta, al quale bisogna riferirsi se la si vuole descrivere nuovamente o si vogliono individuare delle nuove specie. Sicuramente, sempre nell'ambito degli Hortus Vivus, non possiamo in questo periodo non cominciare anche a citare il fatto che, al di là dei primi orti di Pisa e Firenze, sicuramente l'Hortus Vivus per eccellenza è quello dell'Università di Padova. Se voi frequentate i botanici, c'è una sorta di diatriba nel dire chi è l'orto botanico più antico d'Italia. Pisa se la contende con Padova, però effettivamente Padova, per essere precisi, è il più antico orto botanico universitario ancora nella sede originaria, e quindi effettivamente ha questo, diciamo così, effettivamente può essere considerato il più antico di Italia. Andiamo avanti e arriviamo a un'altra figura decisamente di spicco, che è Ulisse Aldrovandi. Ulisse Aldrovandi è un professore di storia naturale a Bologna, e Ulisse Aldrovandi introduce il concetto di quello che noi oggi intendiamo per erbario. L'erbario è un qualche cosa dove la pianta viene raccolta, disidratata, essiccata, conservata,
ed è quello che effettivamente è l'Ortus siccus. È importante perché le prime descrizioni di piante valide a cui oggi ancora noi ci riferiamo nel descrivere nuove specie è proprio l'Ortus siccus. Ma la cosa importante oggi, naturalmente trasportata nel mondo moderno, dove ormai non si fa più nulla senza andare ad analizzare anche le analisi molecolari, il DNA, ecco che anche queste piante essiccate antiche spesso possono essere ancora analizzate, si riesce ancora ad analizzarne il DNA e quindi ad avere dei confronti con le specie attuali, quindi queste Ortus essiccate risultano ancora oggi di grande interesse, ed è quello che noi oggi definiamo e intendiamo appunto con erbari. Questo è uno degli erbari più importanti d'Italia, che è della Biblioteca Universitaria di Bologna. E naturalmente sull'onda degli herbarium ecco che sono presenti parallelamente, anche se in maniera minore, i fungarium. I fungarium naturalmente hanno senza dubbio intanto una problematica che è pratica. I funghi che spesso sono raccolti e essiccati per i fungarium sono macrofunghi, quindi sono organismi di grosse dimensioni che hanno un contenuto in acqua notevole, per cui è difficile la disidratazione, devono essere sezionati, schiacciati e non è sempre facile la conservazione dei macrofunghi. Esistono degli erbari, o meglio dei fungarium molto interessanti per quanto riguardano anche invece i microfunghi che sono soprattutto importanti per quanto riguarda la conservazione. In fungarium sono importanti perché racchiudono un po' il sapere di quella che è la patologia vegetale, e cioè venivano raccolti su piante malate, e quindi spesso quello che si ha è un resto di foglia o di tronco, e in questo si ritrova anche il microfungo disidratato che quindi viene conservato in questi che vengono detti fungarium. Le collezioni micologiche storiche sono un qualche cosa che sono ancora molto presenti nel mondo, ce ne sono di molto importanti, e poiché la botanica è sempre, cioè la micologia è sempre stata al braccio della botanica, ecco che sono laddove ci sono gli erbari più importanti ritroviamo spesso anche dei fungarium molto importanti. Tanto è vero che uno dei fungarium più importanti dal punto di vista micologico è proprio quello del Royal Botanic Garden di Londra, l'erbarium di Kew, che quindi è importante non solo per le piante ma anche per i funghi. Abbiamo poi quello della Harvard University, il Farlow Herbarium Cryptogamic Botany, dove ritroviamo anche qui, oltre a un erbario di piante, anche un erbario di criptogamiche. E sulle criptogamiche mi piacerebbe un attimo soffermarmi, anche semplicemente per fare un po' comprendere perché la micologia, rimanendo legata alla botanica, risulta un po' essere una disciplina di secondo piano, semplicemente perché per i botanici le criptogame sono un qualcosa di poco evoluto, no? Sono quelle piante che non sono appunto piante, sono funghi ad esempio, che non hanno foglie e radici e fiore, e quindi vengono considerate qualche cosa di poco evoluto. Sono pochi i botanici che si occupano di micologia, quindi i micologi, e per questo per molto tempo la micologia ha stentato un pochino a crescere, o comunque ancora oggi studiando la micologia ci si rende conto che molte cose noi non le sappiamo ancora, proprio perché abbiamo forse iniziato più tardi a studiarle rispetto per esempio agli studi che hanno riguardato la botanica. Altro erbario importante per le piante, per funghi, è quello di Parigi, ancora quello di Leiden nei Paesi Bassi, e soprattutto molto importante anche quello svedese di Stoccolma. Quindi questi sono tutti erbari sì di piante, ma che in realtà contengono anche un grosso numero di funghi, quindi qui ritroviamo dei veri e propri fungarium ai quali oggi ancora spesso ci si riferisce.
Abbiamo visto che cosa succede nel mondo, che cosa succede in Italia. Anche in Italia la situazione è abbastanza analoga. Abbiamo delle importanti collezioni micologiche laddove ci sono dei botanici che sono diventati micologi e si sono occupati di funghi. In assoluto la collezione più grande italiana è quella di Saccardo, che guarda caso è di nuovo nell'Università di Padova. Saccardo è stato viene considerato il padre della micologia moderna e ha una collezione sia di macrofunghi che di microfunghi ancora oggi molto importante e diciamo che è sicuramente quella più di rilievo in Italia. C'è qualcosa ancora a Firenze, a Venezia, sicuramente a Bologna, e poi ci sono tante piccole collezioni presso tutti gli orti botanici italiana. Ne abbiamo anche a Genova, nonostante le sorti un po' insomma non meravigliose dell'orto botanico di Genova, per cui già ci sono problemi con le piante, ci sono anche problemi con i fungarium, quindi con le essiccate dei funghi. Vi dicevo che oggi il concetto di collezione micologica, e vedremo che vi vorrei accompagnare a vedere, cioè vi vorrei mostrare come sono e che cosa sono le collezioni micologiche oggi e come siano quindi cambiate rispetto al passato. Ebbene, di collezioni micologiche oggi moderne nel mondo ce ne sono diverse. La più importante in assoluto è nei Paesi Bassi, è il CBS, la Western Fungal Biodiversity, ma c'è anche la micoteca al MUCL del Belgio, ce n'è una in Francia, poi abbiamo in Germania la famosa ATCC, famosa perché raccoglie non solo funghi ma anche virus e batteri, e poi ne abbiamo ancora una, la Kamarov Botanical Institute, che soprattutto in questi ultimi anni ha di molto incrementato il numero di funghi conservati. Tutte queste collezioni sono collezioni, vedrete, quelle che chiamiamo le collezioni micologiche di oggi, quelle moderne, quelle che fondamentalmente rispetto al passato contengono e mantengono in vita degli organismi, ripeto, viventi. Ma quindi che cos'è di preciso una collezione micologica oggi? Beh, intanto quindi è una collezione all'interno della quale noi depositiamo una serie di organismi, possono essere funghi, ed è quello di cui mi occupo io in particolare, ma sono soprattutto microorganismi, sono anche virus, sono batteri, sono alghe. Questi organismi vengono depositati in queste collezioni dove vengono conservati, vengono coltivati. La conservazione è a breve e a lungo termine. C'è un vero e proprio servizio pubblico, il Safe Patent, anche perché alcuni di questi microorganismi sono stati o modificati geneticamente oppure sono stati utilizzati per scopi che hanno portato a dei brevetti, per cui il ceppo, la specie deve essere depositata. Siamo in una vera e propria biobanca, e questa è una delle cose più importanti che oggi le collezioni fanno. Naturalmente ogni ceppo, ogni specie che è depositata deve essere corredata da tutte le informazioni che riguardano appunto quella specie. Ci devono essere dei protocolli, delle procedure che sono standardizzate per questa conservazione, e soprattutto il tutto deve essere, come si dice, eseguito ad alta qualità. Ormai le collezioni micologiche sono diventate una base fondamentale per diversi settori. Sicuramente quando parliamo di microfunghi siamo soprattutto in ambito biotecnologico, i funghi oggi sono molto utilizzati in questo senso, però bisogna anche tener conto che le collezioni con organismi viventi sono anche proprio importanti per mantenere la biodiversità, perché noi possiamo poi avere a disposizione questi microorganismi, reinserirli ad esempio in aree, in zone dove nel tempo sono andato via via ad estinguersi o non essere più presenti. Le collezioni micologiche oggi, soprattutto in Europa, ma non solo, hanno costituito una vera e propria rete
si è creato un circuito europeo con queste due denominazioni, sia MIRI che ERIC. In realtà ERIC sta per European Research Infrastructure Consortium, ma in realtà si è aperto molto non solo all'Europa ma anche a altri paesi extraeuropei. Questo vuol dire che tutte queste collezioni sottostanno ad una serie di regole che sono regole che servono sia per lo scambio, per la conservazione, ma soprattutto anche sono regole importanti anche proprio dal punto di vista, direi, etico. Noi oggi, quando abbiamo un accesso a un microorganismo per poterlo utilizzare, questo accesso in qualche modo non può non essere regolamentato, devono esserci delle regole. Queste regole sono soprattutto la sovranità dei paesi terzi e soprattutto garantire anche che quei proventi sia economici, ma anche non solo economici, ma anche diciamo così l'utilizzo di questi organismi anche a livello appunto per esempio sociale nella medicina deve anche essere diviso con i paesi nei quali siamo andati a raccogliere questi microorganismi. Il protocollo di Nagoya è un qualche cosa che a livello mondiale è stato scritto se non erro nel 2012, avrebbe dovuto entrare in vigore nel 2014 e l'Italia ancora oggi un pochino stenta a decollare. Ecco, le collezioni più importanti che hanno denominazione MIRIC e ERIC sono collezioni che invece rigorosamente si attengono anche al protocollo di Nagoya. E qui appunto vorrei sottolineare quello che è stato il grosso lavoro che abbiamo fatto in Dipartimento al DISTAV grazie a questo progetto che si chiama susmirri.it, che è un progetto, un PNRR che ha visto coinvolte 15 istituzioni, 24 unità operative, ed ecco, queste unità operative che vedete in questa cartina sono tutte legate quindi in questa rete del MIRI, e quindi tutte garantiscono un certo standard di conservazione, di mantenimento e di utilizzo degli organismi, tutte sempre anche in regola con quello che è appunto il protocollo di Nagoya, e noi siamo riusciti a entrare in questa rete e a poter far crescere quella che è stata la nostra collezione. Quindi oggi ci chiamiamo COLD, che sta Collection of DISTAV Unigi, con MIRI e ERIC perché siamo appunto in questa rete che garantisce scambio e qualità e regole, e la nostra collezione comprende soprattutto funghi filamentosi, lieviti ma anche batteri. Naturalmente non posso non fare un passo, la storia mi piace molto e non posso non fare anche un piccolo passo indietro cercando di vedere quando nasce la collezione dell'Università di Genova. Beh, intanto la collezione dell'Università di Genova prima era una collezione diciamo che aveva pochissimo spazio a disposizione ed era ancora nel vecchio fatiscente orto botanico, che purtroppo gran bella posizione, ma per quanto riguarda la fatiscenza non è cambiato purtroppo molto. Nell'orto botanico di Genova arriva nel 1976 la professoressa Aurora Montemartini Corte, veniva dall'Università di Pavia ed era allieva di uno dei più grandi micologi italiani, il professor Ciferri, che era un professore padre della micologia medica italiana, della patologia inerente ai funghi anche per quanto riguarda la patologia vegetale, grand'uomo, e sicuramente a Pavia c'era una delle più grandi scuole di micologia in Italia. Ma la professoressa Montemartini non viene a caso a Genova, perché Genova, per quanto piccola sede, vanta anche lei una tradizione micologica che più o meno siamo riusciti a portare avanti fino ai giorni nostri. Sottolineo infatti che il secondo rettore dell'Università di Genova, il professor De Notaris, nel 1868
1984 era un micologo, De Notaris era un micologo e fonda quindi la tradizione di micologia nell'Università di Genova, che più o meno è riuscita ad andare avanti nel tempo, e la professoressa Montemartini era stata chiamata proprio a Genova per mandare avanti la tradizione di micologia. Per un periodo su Genova abbiamo avuto la professoressa Montemartini e il professor Orsini, uno si occupava di microfunghi e l'altro di macrofunghi. Eravamo all'orto botanico, qui è questa vecchia stanza con una grande bella vista, ma come attrezzature, ripeto, la situazione non era delle migliori, conservavamo ancora i funghi come si faceva un tempo, nei tubi, nelle provette, per mantenerli in vita non si faceva altro che trapiantarli da una provetta all'altra. La professoressa Montemartini è stata una pioniera per quanto riguarda lo studio dei funghi marini, è stata la prima in Italia a studiare ed occuparsi dei funghi marini. Noi adesso abbiamo preso il testimone e continuiamo a farlo, ma lei è sicuramente stata una delle prime e si occupava anche di patologia vegetale, grazie appunto alle scuole che aveva avuto dal Ciferri, un po' di micologia medica, soprattutto poi anche affrontò lo studio dei funghi antartici e poi ancora grande interesse verso la biodiversità. Ma che cosa succede? L'orto botanico chiude e siamo trasferiti tutti a San Martino, con la difficoltà perché arriva un intero orto botanico in un'area dove già gli spazi erano pochi e ristretti. Ci suddividono in varie posizioni, io finisco al quarto piano del Palazzo delle Scienze e lì riusciamo a trasferire e a far rinascere la collezione, che riprende pieno vigore, diciamo così, dal 2022, diventando appunto questa Cold Collection of Distav. Queste immagini scusate, sono un po' per farvi capire quelli che sono i nostri filoni di ricerca. Quindi ci occupiamo sicuramente di microfunghi, quelli che normalmente chiamiamo muffe, ma anche della conservazione per esempio di miceli, di funghi coltivabili. Come potete vedere qui c'è il Pleurotus ostreatus, che è un fungo commestibile, saprotrofo, che si coltiva, i cui ceppi per esempio sono depositati e conservati in collezione, mentre l'altra piastra che si vede in basso a destra sono altri studi inerenti a quelle che sono le caratteristiche fisiologiche dei diversi ceppi fungini che noi conserviamo. Questa collezione a oggi da che cosa è costituita? Beh, sono più di 3.000 i ceppi di funghi filamentosi, lieviti e batteri coltivati, conservati in collezione, 2.700 sono funghi filamentosi, ci sono 250 batteri dei colleghi che si occupano dei colleghi del mare, ci sono lieviti e abbiamo cominciato a collezionare quindi anche DNA, genoma batterico, e quindi abbiamo oltre 1.500 campioni anche di DNA genomico fungino, il tutto organizzato e diciamo così gestito attraverso un database che siamo riusciti anche con tutte le informazioni inerenti ai ceppi, che siamo riusciti a realizzare sempre grazie al nostro progetto SUS Mirri. Ma vorrei brevemente darvi un po' alcuni esempi di quelli che sono gli studi oggi in ambito micologico. Sicuramente vi ho detto che in una banca micologica possiamo conservare i ceppi fungini, possiamo essere una biobanca a tutti gli effetti, quindi possono essere depositati ceppi che hanno delle caratteristiche particolari perché vengono utilizzati per esempio nella produzione di antibiotici o nella produzione alimentari, quindi ceppi con caratteristiche talmente peculiari che hanno bisogno di essere quindi tutelate anche proprio dal punto di vista dell'utilizzo. Il deposito safe è un deposito che non rientrerà in quella rete Mirri che dicevamo prima, a meno che questo non sia autorizzato. Quindi il deposito a tutti gli effetti siamo come una banca, questo ceppo viene depositato da noi
e con delle regole, e in queste regole c'è per esempio scritto se possiamo scambiarlo liberamente o se assolutamente deve essere conservato e non scambiato. Naturalmente però invece abbiamo tutta una serie di ceppi presi dall'ambiente, selezionati in diversi contesti, che possiamo mettere invece a distribuzione del mondo scientifico e che rientrano in quella rete di scambi che vi dicevo prima. I funghi, i ceppi fungini da noi vengono identificati, l'identificazione è con un approccio che non è solo morfologico come si faceva un tempo, ma è soprattutto un approccio anche molecolare, fisiologico. I ceppi vengono conservati per breve e soprattutto lungo termine attraverso diversi protocolli. Uno stesso ceppo viene conservato in diverse maniere, diciamo così, si possono disidratare, ma soprattutto sono crioconservati, quindi a basse temperature, e soprattutto grazie alle nuove attrezzature che abbiamo acquisito possiamo mantenerli anche liofilizzati, che di nuovo un mantenimento nel tempo. Siamo sempre più, ne parlavamo anche prima col professore, siamo sempre più chiamati ad agire anche in ambito applicativo in diversi contesti, per quelle che sono semplicemente delle perizie commerciali, sia in ambito alimentare, sia in ambito anche per verificare anche il livello di contaminazione di alcuni, non solo alimenti. A volte parliamo anche, ci è capitato di lavorare per le contaminazioni dei carburanti, dei reflui industriali. Siamo chiamati anche a caratterizzare le comunità fungine che sono presenti in diversi contesti ambientali, soprattutto grazie al retaggio storico della professoressa Montemartini lavoriamo anche in acque sia marine che dolci, e soprattutto uno degli aspetti che ultimamente ci ha dato, mi verrebbe da dire, più soddisfazioni è la mycoremediation, cioè l'utilizzare dei ceppi fungini che quindi riusciamo a isolare, caratterizzare in laboratorio, riusciamo ad aumentarne la crescita attraverso dei bioreattori, e poi questi funghi vengono ricollocati in ambienti, per esempio in siti inquinati, per cercare i funghi in questo sono molto capaci nella biodegradazione, per cercare quindi di ripristinare condizioni di naturalità in ambienti che hanno subito notevoli contaminazioni, e questo è un processo che si chiama mycoremediation. Ma oggi si parla anche tanto di ripristino ambientale, ed è proprio importante andare anche a rimettere in determinati ambienti proprio i funghi, che sono spesso in alcuni ambienti naturali l'inizio di quello che è una serie di organismi che si succedono, e spesso i funghi, soprattutto nel suolo, sono all'inizio di questa serie, e aver caratterizzato e conservato funghi provenienti da luoghi, ambienti tra virgolette incontaminati e ideali, ci consente poi di reinseminare in ambienti invece che devono essere ripristinati i nostri funghi conservati in collezione. Naturalmente il compito di una collezione micologica è anche quella di cercare intanto di fare divulgazione per far capire quello che si fa, come i funghi possono essere utilizzati, e anche l'importanza di questi organismi che spesso non conosciamo troppo bene. E poi ci sono corsi professionali che facciamo, ad esempio ne accennavo prima, uno degli più importanti è il corso da esperto micologo, che a tutti gli effetti è una professione. C'è una legge che ne norma quello che si deve fare per riuscire ad acquisire questo titolo da esperto micologo, e gli esperti micologi ai sensi della 686, che è la legge appunto che delinea questa figura, sono quelli che oggi vengono chiamati nei mercati alimentari o nelle ditte che conservano, producono funghi, perché tutto ciò che noi utilizziamo per quanto riguarda i macrofunghi deve rigorosamente essere certificato. E questo tra l'altro è una cosa che come spesso succede per quanto riguarda l'Italia,
Italia è una cosa che abbiamo solo a livello italiano. Io dico sempre, quando parliamo con i ragazzi, andiamo a mangiare tranquilli in un ristorante italiano, perché i funghi che ci vengono serviti o i funghi che vengono in barattolo, i funghi che compriamo al mercato devono rigorosamente essere controllati e certificati, cosa che non avviene in altri paesi della Comunità Europea, come per esempio la Francia. La Spagna sta iniziando, la Germania non lo fa, e quindi diciamo che da questo punto di vista l'Italia dal punto di vista del consumo dei macrofunghi è tranquilla, nella commercializzazione e consumo è abbastanza tranquilla. Io sono arrivata alla conclusione di quello che volevo dirvi oggi, e soprattutto spero di avervi così trasmesso questa idea di che cos'è oggi una collezione micologica, che quindi non è più solamente un archivio storico che ci serve per andare a risolvere problemi di tassonomia, ma è soprattutto anche un qualche cosa dove noi riusciamo a conservare in tutti gli effetti la biodiversità di questi organismi, per poterli poi utilizzare nei contesti più diversi. Oggi i funghi, lo dicevo prima, sono rispetto a un tempo diventati organismi molto ma molto più utilizzati. Un tempo uno degli utilizzi, diciamo così, che il primo utilizzo biotecnologico nei confronti dei funghi, la stessa produzione del pane, del lievi, della birra, del vino, sono in realtà delle forme di biotecnologia, perché noi utilizziamo dei microorganismi per produrre un qualche cosa che serve a noi. Però le biotecnologie oggi sono molto avanzate e siamo passati attraverso gli antibiotici, che è assolutamente un'altra di quelle cose per cui noi conserviamo questi ceppi, e sicuramente la ricerca biotecnologica è sempre più in espansione, e spesso succede che noi conserviamo organismi che magari al momento non sappiamo come ancora utilizzare, ma che in futuro qualcuno riuscirà o scoprirà come utilizzarli, sicuramente meglio di quanto non abbiamo fatto noi. E io con questo vi ringrazio, e naturalmente sono a disposizione per ogni domanda che vogliate farmi sull'argomento funghi soprattutto. Grazie. Grazie. Grazie per la chiara esposizione, abbiamo capito cos'è una collezione quindi ecologica. Allora, c'è qualche domanda? Qualcuno vuole qualche chiarimento? Sì, allora iniziamo. Intanto complimenti per non solo la relazione, ma per il lavoro che fai e che fate da tanti Grazie. anni. E diciamo che la botanica e la micologia esiste a Genova per voi. Siete riusciti a tenere duro, nonostante a partire tutto. dall'orto botanico di Corso Dogali, che purtroppo è nelle condizioni in cui si trova, però noi col Parate ci siamo visti invasi dai botanici quando siete venuti a San Martino, però l'abbiamo fatto, vi abbiamo accolto ben volentieri. I funghi sono un po' un argomento, una volta si parlava di regni, no? Il regno animale, il regno vegetale, poi c'è il regno dei funghi. Quindi i funghi sono un gruppo veramente differente, distante da un punto di vista non solo filogenetico, ma anche genetico, molecolare, ma sono assolutamente fondamentali, come hai detto, per mantenere la biodiversità, l'interazione che c'è tra il fungo e la pianta, no? Quindi queste simbiosi che si creano. Senza i funghi i boschi sarebbero secchi. E quindi questo è un argomento che va sottolineato, anche perché, ripeto, come si dice di solito, si parla sempre dei macrofunghi, perché ovviamente sono quelli che ci interessano di più come specie umana, però ci sono invece i microfunghi, che sono estremamente importanti, estremamente, diciamo così, che svolgono un ruolo importante, ricordando il penicillum, quindi la penicillina e cose, ma gli antibiotici di cui hai parlato, è importante anche perché sono pericolosi, possono avere una pericolosità, no?
credo. Allora, C'è allora bisogna dire, e qui apriamo il mondo dei funghi. I funghi sono effettivamente organismi molto ma molto diversificati tra di loro, andiamo dal porcino al tartufo, i macrofunghi, alle muffe, ai lieviti, quindi pluricellulari, unicellulari, e hanno, diciamo così, per nutrirsi caratteristiche diverse tra di loro, per cui noi dividiamo essenzialmente in maniera semplicistica in 3 grosse categorie, che sono i funghi saprotrofi, che degradano la sostanza organica morta, e teniamo conto che se i funghi sono tra i pochi organismi che degradano cellulosa e lignina, quindi già il compito essenziale nell'ambito dei sistemi naturali, perché altrimenti nei nostri boschi avremo un accumulo di materia organica che senza i miei cari funghi non potrebbero essere superate. Poi però questo è un aspetto sicuramente positivo, però poi ci sono degli aspetti negativi, perché i funghi sono intanto degli importanti patogeni vegetali, perché un 60-70% delle patologie dei vegetali, ahimè, sono dovute ai funghi, e quando dico ahimè è perché coi funghi un po' nulla si può, insomma, chiunque ha avuto mai anche in piccole esperienze un orto, una pianta colpito da un fungo, prende e butta via tutto, non ci sono grossi antifungini o possibilità per poter recuperare le piante. E poi ahimè sono anche patogeni di animali e uomo, ci sono micosi superficiali, quindi che so io, l'onicomicosi o quelli i dermatofiti che colpiscono la pelle. Ci sono non tanti fortunatamente, ma ci sono anche funghi che causano delle micosi sistemiche, e quindi sì, i funghi hanno sia aspetti positivi che aspetti sicuramente negativi, soprattutto dal punto di vista, se l'uomo si mette al centro dell'universo, i funghi diventano degli importanti, ahimè, biodeteriogeni. Ora, quando degradano la cellulosa nei boschi è un qualche cosa che ci fa piacere, per cui sono biodegradatori, quindi è positivo. Quando io qui sono circondata da libri, e quindi la prima cosa che mi viene in mente è il biodeterioramento che ahimè i funghi vanno a fare proprio su materiale organico, e la carta lo è, e quindi su beni culturali, anche sui quadri, sulle tele, e quindi ci sono anche aspetti sui funghi biodeteriogeni. E però anche i funghi biodeteriogeni è importante conservarli nelle collezioni, perché altrimenti noi non avremo il modo di saggiare gli antifungini. Non sono molti, però insomma, ad esempio se c'è un quadro colpito da una muffa, noi la isoliamo, cerchiamo di caratterizzarla, e poi arriva il restauratore, ci propone quello che vorrebbe andare a fare come antifungini, noi li saggiamo e gli diciamo quello che può essere il meglio per quel determinato ceppo. Perché i funghi, devo dire che una delle caratteristiche che hanno sia nel bene che nel male è che hanno delle caratteristiche intrinseche che non sono specie specifiche, ma sono addirittura ceppo specifico. Vuol dire che 2 ceppi della stessa specie non è detto che facciano la stessa cosa. Tipo il Penicillium chrysogenum, che è quello dal quale hanno isolato la penicillina, che è un metabolita secondario di un fungo. Ecco, se noi abbiamo 2 ceppi di Chrysogenum, non è detto che entrambi producano il metabolita secondario, quella che poi abbiamo chiamato penicillina. E questa caratteristica è molto importante, perché vuol dire che ogni ceppo può avere delle caratteristiche diverse da un altro, e questa è anche l'importanza del poterli conservare e studiare nelle collezioni. Ci sono domande? Allora, una curiosità, hai parlato di funghi marini. Io devo dire la verità che non ho mai sentito parlare di funghi marini. Puoi dirci qualcosa di allora, più? anche i funghi marini. Allora, intanto uno dell'interesse da parte soprattutto degli ecologi è cercare di capire i funghi marini che cosa fanno nel mare, e si è visto che almeno il primo approccio è stato pensare che i funghi marini facciano ciò che fanno negli ecosistemi terrestri. Quindi una delle prime cose anche in mare è degradare
la cellulosa là dove è presente naturalmente, per cui in alcune zone del mondo, per esempio dove ci sono i mangrovieti, i funghi lì la concentrazione in mare è molto più alta proprio perché aiutano nel degradare la cellulosa. Ma soprattutto adesso si sta vedendo che non è solo la degradazione della cellulosa, ma ci sono molti funghi dispersi anche nella colonna d'acqua che partecipano a quella che è la neve carbonica, quindi nel plankton aiutano a degradare la materia organica che quindi poi si deposita sui fondali marini profondi, e quindi questo contribuisce ad avere a disposizione anche del carbonio proprio negli stati più profondi e difficili. Quindi un tempo si sapeva che i funghi marini c'erano, ma si pensava sempre fossero solo patogeni di alghe o di pesci. Oggi invece sappiamo che hanno un ruolo importante anche come biodegradatori, ma anche come nel ciclo del carbonio, quindi hanno anche in acqua un ruolo molto importante. Certo, i funghi che sono nell'acqua sono microfunghi, sono lieviti, sono funghi anche che si sono adattati a vivere in mare, per cui per esempio hanno delle bellissime spore con delle sorte di flagelli in diverse posizioni che li aiutano proprio a nuotare meglio. E quindi sì, ci sono, non sono allora intanto adesso ne sono state descritte più di 1500 specie, ma si pensa che siano in realtà molto di più, e chi ci sta facendo scoprire tanti funghi in mare è l'analisi del DNA, perché si fa praticamente la metagenomica dell'acqua, e però a quel punto sai che ci sono ma non li puoi utilizzare, quindi allora noi facciamo anche l'isolamento in coltura per isolare i funghi in coltura. I funghi in coltura, una cosa che gli studenti sbagliano sempre ma che siamo pronti a sottolineare: fai un terreno di cultura con l'acqua di mare, perché devi avere la salinità che hanno ci sono anche nelle acque dolci, ma sicuramente pare che in mare abbiano un ruolo molto più importante, ad esempio anche in contesti inquinati. Quando si ha lo svasamento di idrocarburi aumenta la percentuale di funghi che hanno un ruolo nella degradazione degli idrocarburi. Ci sono molti lieviti, ad esempio, quando ci sono degli inquinanti, la concentrazione di funghi unicellulari, perché hanno un ruolo nella degradazione di queste sostanze. È interessante la cosa, uno non ci pensa. Bene, sì. Bene, grazie. La conservazione come viene effettuata? Perché io sono una microbiologa, Quindi. ma ormai diciamo, però noi facevamo anche la liofilizzazione, facevamo determinate cose. Adesso Allora, liofilizzazione ancora sempre funziona, sì, l'hanno messa un pochino, è più tecnologica magari rispetto a una volta, la si fa magari più velocemente, però rimane una delle 3 tecniche fondamentali per la conservazione, perché molti ceppi si è visto che liofilizzati ricrescono, restano nel tempo perfettamente, quindi la liofilizzazione è un processo conservativo ottimale. Un'altra è la crioconservazione, ci sono protocolli per crioconservarli scusate, meno 80 e anche temperature ancora inferiori. Quindi diciamo che le 2 cose principali sono liofilizzazione e crioconservazione. Il coltivarli e continuare a trapiantarli porta a una sì, li perdi, poi pleomorfizzano, non mantengono crescendo velocemente si modificano anche geneticamente. Quindi diciamo così che le 2 cose principali rimangono crioconservazione, che avviene con 2 passaggi diversi di temperatura, e la liofilizzazione. Puoi illustrare ancora un po' che cos'è la mycoremediation di cui lei ha parlato? Sì, questo per è favore? una delle cose più... Mi dispiace, avevo un video, vedi che mi dimentico, avevo un video che però non ho portato, ma sì, è su YouTube. Quindi su YouTube, è sul sito dell'università. Allora, la mycoremediation è, allora, intanto è una tecnica di, come si dice, di bioremediation, e la bioremediation è quando noi andiamo a utilizzare degli organismi viventi per cercare di ripristinare situazioni che sono state alterate, e di solito l'alterazione arriva dall'uomo, è un'alterazione antropica, sono inquinanti di diverso tipo. I funghi hanno una grande capacità di degradare qualsiasi tipologia di
di substrato, perché producono diverse classi di enzimi, e quindi si sfruttano queste capacità che i funghi hanno, e non si fa altro che noi abbiamo uno dei lavori, questo che è su YouTube, che è uno dei lavori che, diciamo così, maggiori soddisfazioni ci ha dato, e adesso poi spiego anche perché. Perché di solito quando si ha un suolo inquinato, per poter ripristinare la situazione, il suolo deve essere... Ecco, basta, non parlo più. Cioè veramente la serie... Ci eravamo veramente messi d'accordo prima. Sì, se volete, così si capisce quello che... Siamo sull'isola della Certosa, nella laguna di Venezia, e siamo stati chiamati in questo bellissimo contesto, come Università di Genova, in particolare il laboratorio di micologia del DISTA, Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita, per effettuare un protocollo sostenibile di microremediation, finalizzato a biorimediare il suolo contaminato da idrocarburi. I lavori sono iniziati qualche tempo fa. Siamo venuti sull'isola, abbiamo prelevato campioni di suolo, dai quali abbiamo isolato ceppi fungini, per poi selezionare quelli che meglio risultavano degradare gli idrocarburi. In seguito, con i ceppi fungini risultati più efficienti, si è preparata una soluzione liquida concentrata, che è stata poi trasportata sull'isola. Tale soluzione concentrata è stata diluita in vasconi di acqua con cui si è irrigato il terreno per inoculare i ceppi fungini, come previsto dal protocollo di microremediation. La concentrazione che abbiamo utilizzato è tale per cui su ogni metro quadrato di superficie sono stati versati circa 1 miliardo di conigli, spore e propagoli fungini. Uno dei primissimi aspetti che abbiamo dovuto affrontare nel programma di rigenerazione urbana dell'isola della Certosa è stata la gestione delle preesistenti attività industriali. Nel Novecento l'isola infatti è stata sede di uno stabilimento militare con l'eredità di una contaminazione dei suoli, soprattutto da metalli pesanti e da idrocarburi. Abbiamo dovuto quindi studiare ogni possibile soluzione a partire dall'analisi del sito. Abbiamo indagato la possibilità di incrementare la parte biologica della tecnica naturale e così ci siamo approcciati ai concetti di microrganismi, funghi e ogni possibile contributo all'azione vegetale che avevamo scoperto con la rigenerazione. L'area che stanno inoculando, su cui effettuare il trattamento, è di circa 20.000 metri quadrati. Il lavoro prevede di ritornare sull'isola tra qualche mese per effettuare nuovi campionamenti per verificare se i ceppi che abbiamo inoculato sono vitali e se soprattutto hanno iniziato la loro azione di biodegradazione degli idrocarburi presenti nel suolo. Circa un anno trascorso dall'intervento di microremediation in campo che ha previsto l'inoculo fungino. Durante questo periodo si sono susseguite le varie fasi di monitoraggio che hanno comportato anche il prelievo di campioni di suolo nei diversi plot interessati dal trattamento per saggiare, per testare nel tempo la presenza e la vitalità dei ceppi fungini inoculati. I risultati hanno evidenziato nel complesso elevate performance di bonifica con diminuzione delle concentrazioni medie degli IPA oggetto di bonifica del 60-80% rispetto a quelle che erano appunto le concentrazioni iniziali. La diminuzione delle concentrazioni è risultata variabile in funzione dei vari subplot e dei parametri che sono stati considerati, con massimi livelli di riduzione intorno anche al 90%, mentre per parametri come il benzopirene, che sappiamo dalla letteratura
studio di Life Cycle Assessment condotto in collaborazione con l'Università di Venezia, l'applicazione di queste tecniche di microremediation è risultata oltre il 95% meno impattante rispetto alle applicazioni di tecniche tradizionali di bonifica, e inoltre tali pratiche hanno anche notevolmente migliorato lo stato biologico dei suoli. I risultati quindi sono stati molto soddisfacenti e ci auguriamo di applicare protocolli di microremediation simili a quelli applicati sull'isola della Certosa di Venezia anche in altri contesti. Posso anche aggiungere una cosa, che questo era un lavoro pre-Covid, subito dopo, insomma eravamo ancora nel laboratorio vecchio e devo dire che il successo che abbiamo avuto a Venezia è stato tale che siamo ripartiti con altri 2 lavori, sempre di questo tipo, proprio perché sono luoghi in cui il trasporto dall'isola del suolo, della terra, costerebbe molto di più, e quindi il trovare delle soluzioni in situ, soprattutto quando sono suoli inquinati da idrocarburi, e i funghi funzionano, è una soluzione vincente. Quindi adesso ormai siamo altri 2 lavori di nuovo di questo tipo, sempre a Venezia, uno a Mestre anche addirittura, quindi su terraferma, ma ci hanno chiamato lo stesso, quindi va bene. Avete avuto risultati eclatanti, siete arrivati veramente all'80%, mi sembra tantissimo, veramente. Sì, ma utilizzando sia microfunghi che adesso poi abbiamo aumentato la sperimentazione, utilizziamo anche pani esausti dove vengono fatti crescere i funghi, quindi rimane il vecchio micelio, diciamo che quindi è carico ancora di vecchi enzimi, mischiato questo nel suolo ha un effetto anche quello decisamente migliorato. Sì, siamo applicativi, ormai siamo scesi nell'applicativo. C'è una domanda. Sì, dicevo, Sabrina da casa chiede, ringraziando per l'interessantissima conferenza, chiedo se un cittadino possa accedere ad una biobanca e se è calendarizzato un prossimo corso da micologo. Mi sto avvicinando adesso alla micoterapia. Allora sicuramente sì, siamo un'infrastruttura di ricerca, siamo rientrati adesso l'Università di Genova anche con la Regione, quindi siamo un'infrastruttura di ricerca per cui i cittadini possano venire a chiedere, anche depositare se vogliono dei ceppi o chiedere o cercare dei ceppi, quindi la risposta è sicuramente sì. Per quanto riguarda il corso da micologo, inizia il nuovo corso a giugno e dura 2 anni, e non so se non mi curo delle iscrizioni, non so se ci siano ancora possibilità, però insomma, allora devono rivolgersi a Micamo o scrivermi e io li rivolgo, scrivere al mio indirizzo di Unige che è mirka.zotti@unige.it, che ribalto sulla, diciamo così, l'ente gestore che si occupa dei corsi. Sono altre domande? Ce n'è ancora. Scusa, ce n'era ancora. No. Parlano molto adesso dell'intelligenza dei piante, anche le funghi hanno un tipo di intelligenza? Tocca un argomento scottante perché sull'intelligenza delle piante io ho un capo che se mi sente parlare di intelligenza delle piante, anche se è andato in pensione, secondo me mi toglie il lavoro. Dunque, allora, esattamente come c'è chi parla dell'intelligenza delle piante, c'è chi parla dell'intelligenza del micelio, perché poi la pianta, l'equivalente è il micelio. Non mi azzarderei a queste cose, anche se per carità lo sviluppo del micelio, delle ife, l'andamento è sicuramente un qualche cosa di interessante, però ecco, sull'intelligenza io ho partecipato anche a un convegno dove appunto c'è stato qualcuno che mi ha contattato e mi dice: ma perché a lei il micelio non ha mai detto niente? E io ho detto no, a me il micelio non ha mai detto niente, non gli stavo simpatica, non lo so, io non sono
sono molto incline a questo aspetto, per carità, però comunque sì, come stanno dicendo per le piante lo stanno dicendo anche per i funghi, più parlano di micelio, ma sì. Sul vino, non lo so. Nelle vigne adesso mi corrizzano col tartufo per avere 2 al colpo di 1, quindi se ne stanno facendo di tutte, però per carità, sì. Sì. Vabbè, lì È una semplice curiosità sulla situazione negli altri orti botanici, in particolare Padova e Palermo, che sono orti botanici di grande rilievo. Importanti per quanto riguarda in generale lo stato di fatiscenza o per quanto riguarda la micologia? Allora, per lo stato di come sono tenuti, Padova è un gioiellino, Palermo è un gioiellino, cioè li hanno rimessi apposta, hanno avuto sovvenzioni, li hanno ristrutturati, non sono paragonabili a quelli di quello di Genova. Credo che negli orti botanici universitari, mi spiace dirlo, uno dei peggiori è Genova, non posso, mi uccidono se lo dico, ma è vero, insomma, mi uccidono, insomma, è sotto gli occhi di tutti, è veramente una tristezza. In un contesto, è uno dei più belli perché in un contesto urbano meraviglioso, non so se siete mai andati, c'è quest'orto bellissimo, vista meravigliosa, è fatiscente il palazzo, non si riesce a gestire il giardino, tra l'altro è a fianco del rettorato, quindi insomma, solo che i problemi ci sono. Abbiamo rischiato, l'erbario sta girando, non so dove è finito adesso, perché lì non poteva stare, perché non c'erano le condizioni climatiche ideali, quindi è stato messo in locali, non so se è all'albergo dei poveri, non mi ricordo dove sia, non è potuto, e questo non va bene assolutamente. Padova è un orto turistico, molto ben gestito, tenuto, e anche Palermo. Ma se si dovesse fare una classifica tra gli orti botanici italiani per la micologia, quale sarebbe quello più... Ecco, qui sono critica perché l'orto botanico di Padova ci vai e non sanno quasi manco di avere la collezione, o meglio adesso hanno cominciato a lavorarci, hanno cominciato a scannerizzare tutto quello che hanno cominciato a fare l'analisi del DNA, ma è recente, quindi fino a poco tempo fa no. Palermo non ha molta tradizione micologica, su un orto botanico storico è sicuramente Padova. Diciamo che intanto come orti botanici non saprei cosa dire. Posso dire quali sono le università in cui c'è micologia in Italia, che sono fondamentalmente, una su tutte è Torino. Torino ha una tradizione micologica importante, lì sono pochi botanici e sono tutti micologi, e la botanica praticamente non si fa a scapito cioè la micologia si fa e la botanica no. La Paola Bonfante è stata chi si è occupata maggiormente di micorrize, Torino è per le micorrize, è venuta però da Torino con la Cristina Varese aver riunito tutte le collezioni con il MIRRIC ERIC dei microorganismi, batteri, funghi e virus è stata la Cristina Varese, quindi di nuovo Torino. Sono Torino, Pavia che è un po' scesa, devo dire qualcosa a Bologna, a Perugia, qualcosa all'Aquila, a Roma, Palermo e direi patologia vegetale a Bari e basta. Non sono molte le università in cui si fa micologia e quindi poi anche le collezioni cominciano a nascere, però di collezioni micologiche, ecco, nel nord Italia c'è nel circuito Mirri coi funghi c'è Torino e Genova e poi basta, insomma, sì. La micologia medica rimane sempre un settore a parte. Allora, in teoria no. Anch'io. E siamo in pochi perché ci ha quasi chiuso l'Istituto Pasteur, porca miseria, di micologia medica. Allora, io... La micologia medica... In teoria no, io ho iniziato a Genova facendo micologia medica con gli infettivologi.
Poi si è liberato, tra virgolette, c'era questa voglia di mantenere la micologia botanica e quindi mi sono spostata. In realtà l'approccio del micologo sarebbe a 360 gradi e quindi in teoria il micologo dovrebbe anche fare micologia medica, perché l'approccio è sempre lo stesso. E così come secondo me il microbiologo, se non fa micologia, non ha la stessa forma mentis, cioè la micologia effettivamente va su un suo binario, perché le regole dei macro e dei micro sono le stesse. E sì, solo che anche la micologia medica adesso di nuovo è in caduta libera, purtroppo, sono pochi a farlo. Ma e quindi questo corso di micologia che diceva che c'è adesso, che aprirà, questo ahimè è un corso sui di macrofunghi, sui macrofunghi è quello 686, sono quelli per dire commestibile o non commestibile. Sulla micologia medica ci volevamo lavorare, vorremmo fare l'idea di fare un master di micologia dove finalmente si riparla anche dei microfunghi come si deve e si riprende anche la micologia medica, c'è, perché adesso noi collaboriamo con dei micologi, con dei medici, con dei dermatologi soprattutto, perché se non siamo noi a fare gli esami e vedere appunto il fungo non lo fa, credo, più nessuno. Se vengono da noi è perché io ho regalato il mio, diciamo, album fatto a mano al Pasteur a una delle mie allieve, che adesso lavora al Gaslini. Al Gaslini, ma è aspetti. La Deborah Contu, adesso c'è una ragazza che è una biologa, ma che è grande d'età ma giovane di entratura al Gaslini. Però appunto mi sembra che ci sia il vuoto totale. Il vuoto totale, ma anche proprio a livello medico per chi fa è una roba per trovato terreno fertile. Perché ho detto perché i micro per anche solo le onicomicosi o dermatofiti non c'è nessuno più che le fa, c'è qualcosa ancora a San Martino, ma i grossi persi o tutti i vecchi medici sono andati in pensione. Io lavoravo a San Martino nella microbiologia del San Martino. Quindi si è persa un po' e vorremmo riuscire a, io ripeto, io ho lavorato con Viscoli con le micosi sistemiche anche io, e quindi erano i tempi in cui si faceva più micologia medica, invece di andare avanti siamo tornati indietro. Sì, difatti secondo me si è persa questa... si è perso questo filone che devo dire era stato uno dei Genova, ripeto, soprattutto con le micosi sistemiche. Viscoli nei tempi è stato un promotore, adesso e anche i dermatologi adesso non se ne occupano più tanto, però speriamo. Grazie. Allora, direi che è finito. Ringraziamo ancora la professoressa. No, ringrazio voi. Grazie. Sui funghi, vedi? E vi dico qualcosa sulle prossime conferenze. Domani, martedì 19 maggio, siamo un po' fuori dai giorni canonici, ma ci sarà un incontro interessante sulle autostrade in Liguria, sviluppo ed ambiente. E ci saranno diversi relatori: Sara Bonati, Francesco Faccini, Stefano Fera, Claudio Ferrari, Francesco Castaldi, Enrica Roccottiello e Riccardo Spinelli. L'inizio è alle ore 15, quindi durerà un po' più della solita ora, come facciamo regolarmente. Poi giovedì invece 21 maggio la conferenza, purtroppo per motivi personali del relatore, non potrà essere tenuta e quindi passeremo a lunedì 25 maggio dove ci sarà un convegno di studi sui 300 anni di Gulliver 1726-2026. Vi aspettiamo numerosi come sempre. Grazie di per essere. Inizia alle 15:30. 15:30, questo di Gulliver 15:30, quello dell'autostrada alle 15 e basta. Arrivederci a tutti, grazie.